Vuole essere un ritorno a scuola in piena serenità quello di oggi per quanto riguarda i ragazzi delle scuole superiori del Veneto, seppure ancora in turnazione. La bella notizia viene proprio dalla regione e va a colpire il timore più grosso, quello dell'assembramento al momento del trasporto. Ebbene, sono esattamente 463 gli autobus aggiuntivi per 1087 corse supplementari e volontari di protezione civile, agenti di polizia locale e delle forze dell'ordine. Domanda deve anche stabilizzarsi nei prossimi giorni, perché non è detto che la domanda sarà quella di oggi, potrebbe subire delle modifiche, perché potrebbe anche essere che magari i primi giorni ci sia più di qualche genitore che preferisce portare a scuola i figli. Comunque diciamo un esito positivo. Da segnalare che molte aziende di trasporto hanno operato con un servizio al 50%, Treviso e Vicenza, come se il rientro in classe fosse stato al 60%, e altre ancora al 70%. L'obiettivo è quello di arrivare tutti al 75%, anche se qualche piccola criticità si è vista soprattutto nelle grandi città. L'importante è che tengano le mascherine, sono all'aperto, mantengano le distanze. Poi se 500 studenti devono prendere gli autobus per tornare a casa, non è che li possiamo tenere distribuiti per la città e portarli in stazione, quindi sicuramente ci saranno presenze massicce di studenti, l'importante è che stiano lontani.